Benvenuti, anzi bentornati nel salotto del leggendario. Torniamo a parlare di mistero e oggi per parlare di mistero ho ospiti dei personaggi illustri del mondo della ricerca di fatti misteriosi, possiamo anche dire, vero Angelo? Esatto. Allora io vi presento subito Angelo Maggioni. Angelo è il presidente di ARIA. Sì. ARIA è l'associazione di ricerca italiana aliena, giusto Angelo? Sì. Vuoi dirmi in 4 parole quello che è la vostra realtà prima di passare agli altri ospiti? Guarda, l'associazione nasce nel 2016 proprio come tutte le altre associazioni, con la volontà di voler capire meglio quello che accade intorno a noi e sopra di noi soprattutto. E dunque abbiamo deciso di approfondire il discorso ufologico. La Liguria oltretutto è diciamo una regione ricca e fertile di questi avvenimenti. È un'associazione composta però, a differenza di altre, da una parte di ufologi che siamo un po' con una mentalità molto aperta e diciamo ex appartenenti alle forze dell'ordine, aeronautica militare. Abbiamo delle componentistiche di ingegneri aerospaziali e ovviamente fototecnici e così via, per cui cerchiamo di mantenere anche un certo equilibrio perché si fa presto scivolare e da qui cerchiamo di capire quello che ci accade intorno. Una ricerca ma con attenzione. Esatto. Bene, Alberto Negri, Spazio Tesla, una realtà che io conosco bene, ma i nostri spettatori, i nostri follower, perché oggi ci sono questi follower che non sono i classici telespettatori di un tempo, no? E quindi diamogli onore perché ci seguono e ci permettono di crescere. Alberto, la tua realtà? La Spazio Tesla nasce da un gruppo di appassionati, anche qui nel campo dell'ufologia, principalmente. Nasciamo ufficialmente nel 2012, poi nel 2013 viene sancito un atto notarile, quindi nasce Spazio Tesla, diventa associazione di promozione sociale con i nuovi dettami legati appunto al terzo settore e facciamo ricerca non solo nel campo del mistero, dell'ufologia, ma all'interno siamo andati a riprendere quelle che erano state le grandi scoperte di Nikola Tesla. Abbiamo cercato anche qui di riprodurle in forma naturalmente prototipale, però abbiamo iniziato ad esempio a portare questo messaggio anche all'interno degli istituti scolastici e questo ci ha permesso anche di parlare un po' di tutti quelli che sono i temi di confine, come ad esempio allora quando abbiamo iniziato la fisica e la medicina quantistica, che oggi sta diventando una realtà, un continuum di informazioni che abbiamo capito avere un fil rouge che unisce tanti piccoli punti, dall'ufologia alla quindi scienza anche applicata. scienza, non Esatto. solo mistero, ma tutta una serie di argomentazioni che poi hanno una sinergia tra loro. Sì, diciamo sì. E vengono anche portati nelle scuole, questa è una cosa Sì, molto bella. l'abbiamo fatto in collaborazione, mi ricordo che avevamo organizzato un bel incontro con le scuole superiori della città di Piacenza, in collaborazione con la Marina Militare, l'Ufficio Armamenti di Genova e l'Esercito Italiano con il Genio Pontieri di Piacenza, proprio per dare un'impronta e far passare un messaggio che certi temi comunque sono trattati anche in vari ambienti. Ed è giusto, e non finisce qui perché questo salotto è davvero ricco di ospiti e abbiamo anche Davide Frino. Davide Frino lo avete già conosciuto attraverso un altro video che sta andando molto bene sul canale, il video del segnale radio, Davide, che hai captato. Ricevuto lo scorso 25 febbraio del 2024, che è una domenica, ricevuto appunto sul Bric Ferrat insieme ad altri 4 radioamatori, eravamo 5 radioamatori quel giorno, e poi nel corso ovviamente della trasmissione magari andremo anche a raccontare qualche particolare. È stato sicuramente un evento unico nel suo genere perché nessuno di noi aveva mai ricevuto nulla di simile. E come abbiamo detto anche nel video precedente, oggi c'è un progetto per andare ad avere delle risposte in più, dei pareri, come possiamo definirle queste? Sì, diciamo che c'è questo progetto di, innanzitutto il video è stato periziato esattamente, queste perizie, ecco. Esatto, da James Oliva, che è un ingegnere del suono nonché perito forense americano, che ha fatto un'analisi del video e
ovviamente un'analisi tecnica nel quale appunto sono emerse molte incongruenze. Lo voglio approfondire questa parte perché mi interessa molto, però prima di arrivare nel dettaglio di quello che è stata la tua esperienza, vorrei tornare un attimo ad Angelo e iniziare a prenderla un po' più da lontano, ovvero oggi in Liguria 2024, noi oggi siamo ospiti del Cinema Teatro di Torriglia. Torriglia in Liguria è conosciuta per essere un luogo dove avviene l'UFO Convention a Torriglia. Mi può aiutare Alberto a ricordare qualche evento particolare di questo genere? Sì, sono state fatte diverse edizioni di UFO Convention, perché Torriglia è un po' un catalizzatore anche a livello geografico di avvenimenti che ci sono stati sulle montagne, sul lago del Borugneto, insomma, in questa zona. Abbiamo intervistato tra l'altro e ci sono i video sul canale anche Pierfortunato Zanfretta, che è un caso abbastanza importante e conosciuto, però oggi nel 2024 siamo tornati a Torriglia in attesa poi di una nuova edizione l'anno prossimo della UFO Convention. Però quest'anno, Angelo, in Liguria si sono verificati diversi avvistamenti. Anzi, forse sono in aumento, lo possiamo dire? Sì, quest'anno abbiamo avuto tra la fine della settimana di gennaio, del mese di gennaio, con diciamo la prima settimana di marzo, un concentrato di segnalazioni, di avvistamenti di oggetti volanti non identificati molto elevato. E tant'è vero che l'ho chiamato il flap del 2024, cioè il fenomeno, no, di concentrazione di avvistamento in una, diciamo, zona specifica della regione. È proprio un lasso di tempo molto limitato, se andiamo a vedere. Questo aumento di oggetti volanti non ci stupisce poi in realtà più di tanto, perché la Liguria storicamente è una regione molto ricca di sia avvistamenti che però anche di abdascio, come dicevi prima, Piero Zanfretta, Valerio Lonzi, ce ne sono alcuni personaggi del panorama ufologico che hanno subito anche rapimenti. E la zona calda ovviamente è quella tra i Pian dei Corsi, per chi non è della zona ovviamente parliamo sopra Finale Ligure, Loano, Albenga, Colle Melogno, la ex base 46 che era la base NATO, e abbiamo la Madonna degli Angeli sopra Savona, che è una crocevia. Io mi ricordo qualche anno fa la definii una zona di crocevia, cioè sembrava che quella particolare zona dove c'è questa chiesa della Madonna degli Angeli, da una parte passassero degli oggetti volanti non identificati di un certo tipo e da una parte altri, perché poi noi parliamo di oggetti, ma ognuno appartiene probabilmente o presumibilmente a razze e entità diverse l'una dall'altra, con scopi anche diversi. E fino ad arrivare qui a Genova, dove appunto abbiamo i casi più eclatanti come Torriglia, che è diventato poi il simbolo, no? Un po' anche per noi ufologi. Quindi Angelo, parliamo tanto di Ponente quando si parla di UFO in Liguria. Sì. Ma questo non vuol dire nulla, nel senso che cioè, perché è un qui, dato, diciamo. No, diciamo che però qui la gente ha più familiarità anche nel comunicare l'avvistamento, mentre già nell'Imperiese abbiamo molta difficoltà a avere segnalazioni, gente che si espone, perché non dimentichiamoci comunque esporsi vuol dire anche subire, no? Un po' la derisione. Io spesso sono stata anche ospite ad esempio ad Affari Tuoi e non sempre c'è stato un comportamento secondo me corretto da parte dei presentatori, c'era una specie di derisione del fenomeno che non ha neanche più senso oggi come oggi. Ovviamente ci si espone, poi oggi c'è il web, ci sono questi strumenti che permettono poi a tutti gli utenti di poter esprimere un giudizio. Sì, un parere, certo. E delle volte non sono poi abbiamo così tempo reale il fenomeno, bisogna, diciamo. Ecco. Bisogna anche purtroppo prendere atto di questo e prendersi, insomma, accettare entrambi i lati della medaglia. Però per chiuderti ti dico, la Liguria ha avvistamenti di oggetti volanti non identificati in cielo, al suolo, rapimenti alieni e probabilmente un presunto UFO crash. Non dimentichiamoci l'episodio del 1974 a largo dell'isola di Bergeggi, dove un anziano vide un qualcosa inabissarsi in mare, era convinto che era un aereo che era precipitato, ha aspettato in radio di capire se ne parlavano, quando vide che nessuno ne parlò, allora chiamò la Capitaneria di Porto dei Carabinieri, che si attivarono alla ricerca di questo famoso aereo o comunque presunto oggetto che si sarebbe inabissato, non è mai stato trovato vicino all'isolotto di Bergeggi, per cui noi l'abbiamo sempre classificato come un presunto UFO crash o uno dei primi UFO crash che sono venuti in Italia, parliamo del 1974, fino ad arrivare poi
a delle segnalazioni storiche, partiamo dal 1800 a oggi, di donne, mogli di pescatori a largo di Portofino che vedevano degli oggetti volanti inabissarsi in mare e sparire. E da lì c'è l'idea che possa esserci anche una presunta base aliena, proprio a largo di Portofino. Che tra l'altro ora, non so se sarà probabilmente una coincidenza, ma c'è una leggenda, Davide, sull'isolotto di Bergeggi, e la leggenda che insomma narra il fatto che quest'isolotto non fosse sempre stato lì, ma sembrerebbe che a un certo punto sia arrivato, no? Sia arrivato quasi via mare, secondo la leggenda. È una storia che abbiamo raccontato anche al Mitonauta, su Rai, eccetera, molto interessante. Chissà che quest'isolotto abbia davvero qualcosa di così misterioso. Alberto, tu sei un po' più dentro, diciamo, per quanto riguarda il territorio, però ti arrivano, immagino, tante storie, tante segnalazioni, tanti racconti, no? Anche dal mare ti arrivano? No, tra l'altro sì, c'è da dire questo, che una volta mi ricordo un amico mi suggerì un titolo di un evento, di una conferenza che ci fu a Toledo. Nel mio intervento lo chiamai Valtrebbia 118 km di mistero, perché diciamo tutta la Valtrebbia per arrivare fino a Genova sono circa, da Piacenza, 118-120 km. 118 è un numero che suonava anche in un certo modo particolare, perché visto che siamo praticamente colleghi, lui è ancora oggi nel Servizio Sanitario Nazionale, nel soccorso e così, e quindi chiamai questo mio intervento 118 km di mistero. Perché? Perché sulla Valtrebbia, anche qui, come nelle zone come Soragio, c'è un catalizzatore di eventi che si ripete negli anni. Al di là degli avvistamenti di oggetti volanti che ancora oggi riceviamo segnalazioni più o meno poi anche qui autografate, perché alcune te le dicono così davanti a un caffè, altri ti mandano magari anche il disegno, il filmato, insomma chi è più anche rapido e veloce nel dover prendere certe immagini. Però poi, ad esempio, proprio durante un servizio in ambulanza mi ricordo, io avevo sotto mano una rivista ufologica e il mio collega che era in ambulanza diceva: ma tu ti occupi di queste cose? E io gli dissi sì, sono appassionato, andiamo dietro i primi anni 2000, e dice, sono appassionato. Mi dice: ma sai, e mi racconta una storia che è quella che poi è diventata la storia della suora volante, che non è da confondersi con un Mothman, non è da confondersi neanche col famoso uomo volante che girava su Bobbio, sulle terme di Bobbio negli anni 70. Ma questo accadde nel 1984, 83-84, scrissi anche un articolo su questo, di questo umanoide, diciamo, fatto a forma di, lui la definì suora perché aveva un copricapo nero, sembrava un po' Darth Vader, no? In un certo qual modo, che viaggiava sul Trebbia, sull'arenile del Trebbia, sui sassi del Trebbia. Lui era in moto, questo ragazzino, a un certo punto si vede superare da questa suora, e poi questo droide, diciamo, questo essere si ferma, si gira, lo guarda a una certa distanza, intravede all'interno di quello che poteva essere una specie di copricapo, non si poteva definire un casco, come due occhi rossi. E a questo punto lui impietrito guarda l'oggetto, e questo oggetto, questo umanoide, attraversa il fiume a mezz'aria, lasciando una scia d'acqua e infilandosi dentro nella foresta all'arto del fiume. E lui rimase impietrito, dice: ma quello come minimo si sarà ammazzato, schiacciandosi. Tornò a casa, lo raccontò ai genitori, che chiaramente non gli credettero, ma il nonno invece, durante una conversazione, e dicevo, con mio nonno tra l'altro avevamo davanti la pietra parcellara, che è questa bellissima conformazione ofiolitica vicino all'abitato di Travo, e abbiamo visto un oggetto passare discoidale, e me ne vedavamo. Alla notte li vedavamo. E mio nonno mi disse: ma guarda, dice, in Valtrebbia, nel tal posto, lui non si ricorda neanche dove, c'era un convento, e durante la seconda guerra mondiale delle suore, per sfuggire alla rappresaglia dei tedeschi,
si erano buttate giù da questo dirupo uccidendosi. Allora, intanto poi siamo andati a verificare in quel luogo, non mi ricordo il nome, ma in quel luogo non c'era mai stato un convento, non c'era mai stata un'aggregazione di ecclesiasti in una anche sfollati. Punto 1. Punto 2. Solitamente non veniva fatta dalla Wehrmacht una rappresaglia contro degli ecclesiasti a quei livelli lì, e quindi anche questo suicidio di massa non ci fu, insomma, ecco. E non allora ci furono il nonno, perlomeno riscontri, esatto, per quanto riguarda poi e quindi forse il nonno aveva voluto credere al racconto del nipote dando questa conformazione, questa storia. E allora la intitolammo La suora volante, che divenne poi un must, perché poi è stato ripreso anche da altri ricercatori, La suora volante della Valtrebbia. Quindi questo per dire, a distanza di qualche anno ripetei questa relazione in mezzo a un pubblico in un paesino, mi venne vicino un signore e mi dice: guardi che lei ha ragione quello che dice, perché qui il figlio del sindaco del paese, che era appartato con la morosina, con la macchina in un campo qui vicino, e siamo più o meno nella zona, si è visto passare questo oggetto qua e si è fermato davanti alla macchina. Questo a distanza di qualche anno, quindi c'è stata una ripetizione dell'evento. Poi quando ci sono queste cose che si ripetono e vengono testimoniate in modo analogo a distanza di tempo, poi è sempre un dato che fa riflettere molto. Bene, invece rimaniamo un po' sulle alture, Davide, andiamo sul Bric Ferrat, perché il 25 febbraio del 2024 succede intanto un piccolo preambolo da Angelo su quello che è successo a livello di avvistamenti in quei giorni, e poi torniamo a Davide perché iniziamo ad approfondire quella che è la sua storia. In quei giorni c'è stato appunto questo aumento di segnalazioni dove la maggior parte delle persone, di diverse locazioni, perché parliamo di Finale, Cadice Ligure, Albenga, eccetera eccetera. La cosa che ci ha stupito è che tutti quanti vedevano più o meno tra virgolette lo stesso oggetto, perché la testimonianza era similare, la luminosità, l'intensità luminosa era similare, i movimenti erano quasi similari, o quantomeno abbiamo un video dove non si nota un movimento non convenzionale, però sappiamo per racconto che comunque qualche movimento particolare l'hanno avuto. E dunque tutte queste caratteristiche anche di conformità ci siamo anche chiesti se hanno visto tutti lo stesso oggetto o se parliamo di oggetti diversi. Intanto bisognerebbe anche capire questo, no? E poi arriva dopo che noi siamo stati, perché lui non lo sapeva in realtà, no, quello che stava come non sapevamo anche noi, perché succede che lui quel giorno, Davide, tu eri a fare, insomma, a compiere quello che è la tua passione, no? Da radioamatore, un'attività che coniuga lo sport all'attività radiantistica, nel senso che il trekking informa da radioamatore. Noi siamo un gruppo di radioamatori che possiamo dire siamo nati in Liguria con questo progetto che si chiama FM Montano, e che coniuga lo sport di risalita al fatto poi, una volta che siamo in cima ad un monte, fare dei collegamenti. Quel giorno era una domenica come tante altre, e io sono partito da casa. Questa montagna si raggiunge a piedi nel giro di un'ora circa di tragitto, inizia questo sentiero, e ad attendermi c'erano questi 4 radioamatori che erano ubicati nei loro termini radioamatoriali, si chiama QTH, nelle loro case. Un radioamatore era ad Albenga, l'altro ad Arenzano, Albenga in provincia di Savona, ad Arenzano, l'altro a Genova Cornigliano e l'ultimo a Genova Recco. Quindi in totale eravamo 5 radioamatori. Una volta che sono giunto in vetta, ho preso comunicazione radio con uno di questi apparati sulla frequenza di 145-500 come sempre. L'obiettivo non era quello di collegare loro, se non ovviamente comunicare il mio arrivo, quanto ovviamente di cercare di raggiungere una distanza maggiore, perché poi l'obiettivo è sempre quello di con questi apparati di riuscire a comunicare con un luogo più lontano possibile. Esatto, il termine è beyond the horizon, cioè oltre l'orizzonte, quindi oltre la linea di 150 km. Ricordiamo che tu hai avuto un'esperienza, sei riuscito a collegarti fino in Antartide. In Antartide sì, esatto, non su queste frequenze VHF, con altre frequenze, apparecchiature, con altre antenne, su delle frequenze che ovviamente che consentono una soddisfazione non indifferente per un radioamatore. Assolutamente, è stato un grande traguardo
riguardo, anche perché poi c'è una questione anche legata ai fusi orari, insomma lì ci introduciamo ancora in un altro mondo. Vabbè, torniamo a quello che era la tua domenica sul Brick. Quella domenica sì, allora io sono arrivato in vetta al monte, ho cominciato a prendere comunicazione radio e subito mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava. Nel senso che le comunicazioni con questi 4 radioamatori, che erano, come vi dicevo poc'anzi, avvenivano tutte le domeniche, ma in condizioni di ricezione assolutamente integrale. Quel giorno abbiamo iniziato a fare una fatica, non riuscivamo a rendere intellegibile la comunicazione. Allora la prima cosa che mi è venuta in mente, dico, cambio apparato, perché dico, se questo non va può essere un problema alla CPU, può essere un problema all'antenna o al microfono. Allora cosa ho fatto? Così ho preso l'altra radio. L'altra radio ovviamente questa aveva ho scollegato l'antenna, ho messo un'antenna a maggior guadagno, il problema c'era sempre. Però nel momento in cui ho effettuato questo cambio mi sono accorto che il problema non era solo il mio, ma era un problema di tutti, cioè tutti non riuscivano a comunicare tra di loro, quindi io non riuscivo a comunicare bene con Albenga non riusciva a comunicare con Recco, ma anche con Cornigliano. Era un tutt'uno di problemi. C'era un qualcosa che a livello generale disturbava la comunicazione. Esattamente, io l'ho descritta come una campana di vetro, come una sorta di coperchio. E poi il dato che ti fa escludere il fatto di avere tu il problema sull'apparecchio, perché era comune, esatto. Era comune. Per di più non solo non riuscivamo a comunicare, ma era come il paragone poteva essere come prendere uno di questi apparati, dicevo, e provare a comunicare da dentro una vettura, dentro una gabbia di Faraday. Ovviamente rispetto a essere fuori da un'autovettura cambia tutto, perché o si ha un'antenna esterna oppure il segnale rimane ovviamente molto schermato. Siamo andati avanti così per circa un'ora, che non è poco, anche perché abbiamo avuto pazienza, no? E non riuscivamo. Poi il radioamatore di base è un testone, vuole sempre sperimentare, vuole capire perché non avviene una determinata cosa, è un po' il bello dell'hobby, no? E cosa abbiamo fatto? Ho detto vabbè, andiamo avanti, e in quel momento, nel momento appunto in cui il microfono è ripassato alla stazione di Albenga in provincia di Savona, questa emissione dell'operatore radio ha incominciato a disfunzionare, dapprima con un effetto di riverbero che poi è commutato in un suono vorticoso. E ora che hai spiegato in parole molto immediate questo riverbero, lo facciamo un attimo sentire e mandiamo proprio il punto del tuo video originale. Un pochettino c'è ancora dall'apparato che questa volta ti ha sovrastato, sei sparito. È colpa del transponder. Questo effetto elicottero, in più anche inizialmente c'era un effetto riverbero, un effetto eco cambia. Rieccoci, quindi ci siamo rinfrescati un po' la memoria per chi non avesse ancora guardato il video, quello poi del momento clou. Ora vai pure avanti. Esatto, e quindi nel momento in cui abbiamo ricevuto questo suono, diciamo che ho avuto la prontezza di prendere il telefonino e di filmare questo video, perché, ripeto, era un suono mai udito prima in oltre 20 anni di attività, quindi attività che poi per noi radioamatori di quel giorno è un'attività molto continua, nel senso che siamo radioamatori molto molto attivi in frequenza, quindi non facciamo un'attività cosiddetta sporadica. E quindi una volta filmato abbiamo fatto ancora qualche tentativo di trasmissione che sempre non è andata a buon fine, fin tanto che le nostre trasmissioni si sono concluse e io sono rientrato a casa. Un'altra cosa che c'è da dire è che questo suono copriva un raggio di circa 50-60 km, ossia copriva da Albenga in provincia di Savona per arrivare fino a Recco, l'operatore che era dall'estremità più a levante. Diciamo che abbiamo testimonianze fino a questo raggio. Esatto, okay. Però non possiamo sapere, perché è un dato questo che potrebbe cambiare, vero Angelo? Perché sì, assolutamente. Stiamo cercando, anzi speriamo se c'è qualcuno che magari vuole rendere testimonianza di aver avuto dei problemi di comunicazione proprio col giorno lì, 25 di febbraio alle ore 12:30 fino alle 14, ce lo faccia sapere, perché è importante sapere fino a che punto questo raggio d'azione è riuscito a disturbare. Poi cercheremo anche di capire, dopo magari ne parliamo, su questo segnale. E ne approfittiamo anche per ricordare un indirizzo email direttamente di Aria.
Sì, noi adesso abbiamo aperto un indirizzo mail nuovo che si chiama appunto The Colombo Project, per cui colombopjt@gmail.com. Lo facciamo passare in sovraimpressione, esatto, e scrivete eventualmente direttamente. Esatto, che è un, diciamo, un passo ulteriore a quello che è stata l'analisi tecnica del suono, e serve è un appello che abbiamo fatto anche in America per chiedere un aiuto, se così possiamo definirlo, di persone scientifiche, comunque del settore o esperte del settore, che possono aiutarci a comprendere meglio quello che poi è il segnale, perché noi adesso stiamo concentrando gli studi su un segnale meccanico, cioè che potrebbe essere prodotto dal disco volante, detto in maniera molto spiccia, oppure se questo segnale racchiude dentro di sé un messaggio destinato anche all'umanità, perché no? Non so se hai idea a tempo Contact, no? Il film di Contact, ecco, potremmo trovarci anche davanti a un fenomeno del genere, cioè lui potrebbe aver captato un segnale che all'interno contiene un messaggio che poi, se viene decifrato... Quindi, Alberto... Tra l'altro stavo dicendo, assomiglia molto al famoso segnale ripetitivo di Contact, cioè mi ha subito dato quell'impressione lì, ecco, così a pelle, ecco. Sì. Dunque ci sono delle ipotesi che stanno in piedi per il momento e stiamo cercando di capire, però abbiamo anche delle risposte che sono arrivate, come ad esempio il progetto SETI, a cui è stato inviato il segnale, e come degli ingegneri e delle persone che stanno esaminando o che hanno già periziato, che hanno inviato un rapporto. E questo sarà l'argomento con cui inizieremo la seconda parte del Salotto del Mistero a Torriglia, il Salotto del Leggendario, con Angelo Maggioni, Alberto Negri e Davide Frino. Noi per il momento vi salutiamo, ma davvero per poco, perché uscirà successivamente la prossima settimana la seconda parte e inizieremo proprio con quelle che sono le risposte dal SETI e da queste persone, da questi esperti. Per il momento io vi saluto.